Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comendone veneziano ragazzi, siamo su FIFA. Aspetta che abbasso un po' il volume. E niente ragazzi, purtroppo MotoGP è nata così. Adesso vediamo di chiamare veramente la milestone e capire il problema del salvataggio di merda. E capire anche dove è la cartella, perché se di capire anche quello. Non sarà facile uscirne, ma hanno tutto il tempo per match. 8 match, gol. Ecco il tiro, palla in rete, 1-0. Incredibile. Evita l'intervento in scivolata. Bravo. Fa salire la squadra. E dopo la perde la puttana. Bravi. Come prova un lancio che è buono. Tira! C'è il gol! Assist di veneziano, gol del Leeds, 1-1. Scozzarella ragazzi, sono riuscito a far segnare Scozzarella, il miracolo. Grandi ragazzi. Grandi ragazzi, grandi. Comunque grazie, sì, adesso comunque se mi levano gioco io, perché non sono stufo di vedere questo bug scandaloso, che se non giochi te la squadra più forte vince sempre, no? Dai, veneziano, grande assist del Cume però, super assist veneziano. No, ma perché ste robe, fiore, perché dormiamo così? Tipiche dormite comandiane. Bravi. Dai che voglio fare il primo punto in Premier League dopo 102 partite. Vai ragazzi, vai Cume. Non ci credo. Purtroppo sono un po' stanchino anche adesso. Bravissimo veneziano, bravissimi. Non così, ma perché non me l'ha passata su? No, sono proprio dei porchi per i miei giocatori. Si spintonano per recuperare la palla. 8. La formazione ospite sta per schierare in campo forze fresche. Palla che carambola via. Minuti finali di grande intensità per una partita ancora profondamente incerta. Triangolazione. Scozzarella. No. Teofil Caterin. Ti prego, teniamo il pareggio. Intervengono Bravo, come col cuore. Questo è il tipico. No, gioca il resto. Vai. Evidentemente l'allenatore con questo cambio tattico spera di spezzare. Scozzarella! Il Tiro di merda. senza fatica. La giochiamo, cazzo, sono stufo di perdere, porca miseria. Bravissimo. Vai Paulion, piaceri. Merda. Teofil Caterin ragazzi, siamo contro il Cate. Grandissimo, vai. Cerca di portargli via la Prova a palla. mettere in mezzo. Si gioca per il vantaggio. Fallo, dai che fallo. Abbiamo una chance all'ultimo secondo. Ma che cazzo ti... Si vede che da poco non gioco a FIFA in single player, mamma mia che calcio di punizione di merda. Dai che arriva il primo punto. Beriscia. Fallo. Fallo contro era. Oddio no, adesso ti prego, no, adesso. Fabio Pereira da Silva. Teniamo duro. No! Sì, primo punto ragazzi, secondo tempo. Primo tempo giocato meglio da noi, anche un'occasione per Veneziano, ma purtroppo non è arrivato il gol. Siamo contro i penultimi ragazzi, non possiamo fallire anche questa. Se la dobbiamo vincere fino in casa. L'è dura. Muoviti stronzo. Crystal Palace penultimo, Leeds United ultimo. Mamma mia, che disastro. Occhio, ai. Non prendiamolo, bravissimi. E qui avrebbero potuto portarsi in vantaggio. Mamma mia che dura, veneziano inquadrato.
Erkumendon. Di testa, tiro centrale, facile per il portiere. Dai ragazzi, su. Bellissima. E invece niente, e invece niente. Ma perché? Bravissimo Kuma. Bravissimo Kuma, mettila in mezzo. Dai che arriva un altro assist. Tira! E c'è il gol! E c'è il gol del Leeds! 1-0. Anzi, veneziano è ispirato con gli assist, in questo periodo non è assist mio, però tutto è partito da un'azione comandiana. Bravi ragazzi, finalmente. Oh. La prima rete è arrivata solo nel secondo tempo, dunque vediamo se ce ne saranno altre. Chiellini. Come fa un po' fatica a segnare, ragazzi, il turno della Premier League è un po' più dura, Si spinge in avanti. Entra in modo perfetto. La formazione ospite sta per schierare in campo forse lanciami. fresche. Poteva lanciarmi subito per lo stronzoide. Norris. Fuori gioco di Morrison. Posizione in fuori gioco. Il suo marcatore Entra Banham, esce Shamak. Devono fare qualcosa subito per addrizzare la partita, sarà troppo tardi. Va, me l'ha presa perfettamente il porco. Che porco. Joe Ledley. Joe Ledley. Joe Ledley. Si fa spazio. Occhio. Ha calibrato decisamente male il traversone. Chiellini. Dio mio. Murphy. Bravissimo. E il come qua. Più profondità dovevo darla, peccato. Il lancio è preda dei difensori. Veneziano deve segnare, però ha bisogno del gol il Kuma. Abbiamo un 6.4 che non è malissimo, però noi vogliamo di più. Beriscia. Bravo Kuma. Aspetta. Perché? Fanno girare bene il pallone. Bannan. Niente da fare. Nulla da fare. Porta palla verso l'area. Joe Ledley. Chiellini. Occhio, bravissimo. Palla con un intervento prodigioso. Tantesimo, teniamo sta vittoria, cavolo. Sono tesissimo, sono anche a pensare al commento perché devo vincerla 1-0. Un gol decisivo ai primi del risultato. Lo stadio è una vera bolgia. Il pubblico si sta dimostrando il 12° uomo in campo. È il 12° uomo. Comunque ragazzi, ho visto il trailer di nuovo FIFA, ragazzi, sembra mostruoso, Graficamente sembra molto più bello. Vai come? E il come si vola. Sembra faticato, si libera dell'avversario. Posizione irregolare e gioco interrotto dall'arbitro. La porca di quella porca. Pancio. Pancio. Ancora 4 minuti alla fine. Chiellini. Manca 2 minuti, mancano. Dai fioi, dai. Thomas. Bannan. Ho preso anche io in difesa, non mi interessa, devo vincerla questa. L'ultimo attacco. Bravissimo come che si mola in difesa, bravo. Occhio, buttala su. Murphy. Vai come grande prima vittoria, sì ragazzi, secondo tempo, dai. Primo tempo di una noia incredibile, purtroppo sto Leeds è così, lo dobbiamo accettare. Veneziano anche un po' stanco. Con la pioggia soffro tanto, ho notato. Bellissimo passaggio di Veneziano, mamma mia che passaggi che fa per la Veneziano in questo periodo. Sì, proprio non possiamo sbagliare così, però. Dai fioi. Buon recupero qua del Kuma, perfetto. Beriscia. È dura ragazzi, è molto dura però.
purtroppo siamo considerati come la peggior squadra, secondo le statistiche, secondo i giornali inglesi, secondo il Times, All Sun e Leeds è la peggior squadra della Premier, che proprio non avrà nessuna chance di salvarsi. Dobbiamo invertire questa trend e queste notizie che danno i giornali contro il Leeds. Avanza palla al piede. Bravi gli avversari a fermarli. Adesso dobbiamo involarci, però involiamoci verso la gloria. Beh, che buono. Ma no, ma non puoi tirarla così, non è legale tirarla così. Continua la sfida quasi scacchistica tra i due allenatori, quasi scacchistica. Con un altro cambio tattico per cercare di modificare qualcosa in questa partita. La sfida quasi scacchistica, quella che sarò cambiato abbastanza presto, ho paura, Ora può ripartire l'azione. Sono un po' in crisi di golf io. L'allenatore della formazione di casa sta per apportare delle modifiche alla formazione. Riesco a trovare la smarrita che del gol. E la palla è ora degli avversari. No, mi fermano sempre. Ragazzi, la Premier non è il Championship. Ha concesso il vantaggio. E ora il direttore di gara fischia il fallo. Male. Dai, muoviti, Cambio tattico in arrivo. Vedremo se riuscirà a indirizzare una partita finora molto equilibrata verso un binario diverso. Perdono il possesso. Il Cume si La formazione invola. ospite sta per schierare in campo forze fresche. Guarda. Ha intercettato palla con un ottimo tempismo, permettendo alla difesa di respirare. Bravo Cume. E niente, non passa mai sta palla. Consuelo. Ecco, un punto va bene, per carità di Dio, noi dobbiamo salvarci, però giochiamo male, non c'è nulla da fare. Pablo Hernandez. Perdono palla dopo l'intervento di un difensore. E il Cume si invola, Non è fallo, niente da fare, no, è incredibile però, Questi arbitri contro Veneziano. Consuelo. Ecco, almeno difendo, cazzo. Ancora 8 minuti da giocare. Ma no, indietro, ma perché indietro? Conquista la palla al centrocampo. Niente da fare. Si spinge in avanti. Entrata decisa ed efficace. Scozzarella. Ultimi minuti, tutto ancora possibile. Stiamo a vedere. Vai come no, brutto passaggio. Williams. Mancano 4 minuti. Guarda che lenti, sì, però che spazio, mamma mia che lenti, guarda che lento, guarda un bolso proprio. Che bene. Guarda che no, non ci siamo proprio ragazzi, così non ci salveremo mai. Taylor. Non ci salveremo mai. Finisce qua, vediamo la classifica, ma male, un brutto Leeds ragazzi. Purtroppo un brutto Leeds. Portano quindi a casa un po'. Vediamo la classifica, forse siamo in lotta, sì, siamo 5 punti. Vediamo. Siamo 16esimi a 5 punti, quindi siamo anche fuori dalla retrocessione, è incredibile, penso che la stanno facendo le altre. Va buono raga, un saluto dal Cumendone veneziano. Cumenda veneziano, lo youtubers italiano. Cumenda veneziano, lo youtubers italiano.